Lunedì 26 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, oggi avremo naturalmente un aggiornamento su quelli che sono i danni provocati dal ciclone Harry. Andremo in particolare ad Aci Castello a vedere la situazione di quelli che una volta erano gli stabilimenti balneari, ma parleremo anche di un ciclo di incontri promosso da Urban Center a Catania e poi un libro scritto da una psichiatra che è anche scrittrice su Maletto, racconti di un paese che vuole essere però uno specchio della Sicilia. Ma intanto vediamo un po' l'attualità. Innanzitutto Harry, come dicevamo, il presidente del Senato La Russa ha visitato i luoghi martoriati dal ciclone, ha detto bisogna fare presto naturalmente nella ricostruzione, ha lanciato la proposta di una sottoscrizione nazionale, mentre il sindaco di Catania Trentino ha annunciato che fra un paio di giorni sarà riaperto il lungomare, il servizio di Orazio Longo. L'attesa è per il Consiglio dei Ministri straordinario previsto per le prossime ore a Roma, con all'ordine del giorno lo stato delle calamità, ma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, giunto in Sicilia per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry, accompagnato dal Presidente Lars Galvagno, non nasconde le difficoltà. Il fronte territoriale è molto ampio, spiega durante la tappa da Citrezza. Il problema non sarà di facile soluzione, proprio per questo ci vuole prontezza, risorse e collaborazione soprattutto da parte di tutti i sindaci, in modo che non ci siano né figli né figliastri. E poi abbiamo degli esempi, anche se su territori e su infrastrutture più limitate, il ponte di Genova, di prontezza nella ricostruzione. E lancia una proposta. Forse ci sarebbe bisogno che i media televisivi e cartacei e online si occupassero con maggiore intensità di quello che sta avvenendo, perché in altri casi è stato fatto una grande raccolta di solidarietà, anche di risorse, con l'aiuto delle televisioni, con l'aiuto dei giornali. Non è ancora partita, spero che questo mio appello, se no la facciamo partire come forze politiche tutte, maggioranza e opposizione, sono sicuro che sarebbero d'accordo, del Senato. Dopo essersi recato nel Messinese, a Santa Teresa di Riva, a Taormina e Letojanni, La Russa ha anche visitato il lungomare di Catania. Il sindaco trentino ha annunciato che fra martedì e mercoledì le arterie stradali verranno riaperte, seppur a doppio senso di circolazione. Stiamo cominciando i lavori del nuovo lungomare, ha aggiunto il primo cittadino, e quello che è successo ci dà anche l'occasione per eventualmente rivalutare l'intervento da compiere. Ma i guai purtroppo non finiscono qui, se è possibile, perché c'è stata una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ieri sera le autorità della protezione civile hanno disposto di evacuare 500 persone residenti in quell'area. Sul posto sono stati inviati 70 volontari della protezione civile e nella serata di ieri sera c'è stato il trasferimento di centinaia di brandine che sono state destinate all'allestimento di aree di accoglienza per gli sfollati, che sono stati trasferiti al Palazzo dello Sport. E quindi un pensiero a queste persone, sono più di 500 circa, che hanno trascorso la notte sulla brandina al Palazzetto dello Sport di Niscemi. Adesso parliamo ancora di danni per il ciclone, un sorvolo a Lampedusa e a Linosa. Sono le isole che solitamente vengono dimenticate. A Linosa l'unica strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento della centrale elettrica, cioè una sola strada. Comunque qui da domani partiranno i lavori. Vediamo il servizio di Davide Sardo. Lampedusa e Linosa ferite dal ciclone Harry. Un'ondata di maltempo senza precedenti ha devastato le Pelagie, lasciando dietro di sé strade distrutte, detriti e infrastrutture compromesse. Sin dalle prime ore dopo il passaggio del ciclone, l'amministrazione comunale si è attivata per fronteggiare l'emergenza e ripristinare condizioni minime di sicurezza con la rimozione dei detriti e la riapertura, dove possibile, della viabilità. L'elicottero Drago 156 dei Vigili del Fuoco, decollato da Catania, ha sorvolato e raggiunto Lampedusa e Linosa per una prima dettagliata valutazione dei danni. A bordo rappresentanti della Protezione Civile regionale e tecnici del Genio Civile di Agrigento, che hanno effettuato sopralluoghi anche a terra, documentando la situazione con rilievi videofotografici.
Il quadro più grave si registra a Linosa, l'unica strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento della centrale elettrica è stata completamente distrutta e inghiottita dal mare. Dopo le verifiche è stato deciso l'avvio immediato dei lavori di somma urgenza proprio a partire dall'isola più colpita. Torneremo a occuparci dei guai provocati dal ciclone alle 9:15, saremo ad Aci Castello. Intanto altre storie, questa è una vicenda di criminalità che torna a farsi viva nel siracusano, questa volta a essere preso di mira è stato un bancomat di Sortino. Per fortuna la banda di ladri è stata messa in fuga dai clienti stessi di un pub vicino, quindi hanno lasciato il bottino sul posto, insomma, insieme ai segni però dell'esplosione. Vediamo un po' le immagini. Stamattina mi sono svegliato e alle 3 hanno messo lì una bomba nel bancomat. L'allarme sicurezza nel siracusano non si ferma. Dopo Palazzolo Acreide e Buccheri è stato preso di mira questo bancomat a Sortino, ma i soldi sono rimasti qui. La deflagrazione è poco dopo le 3. Siamo in piazza Quattro Canti, la parte centrale di Sortino. I malviventi sarebbero arrivati qui con un SUV scuro. Ad un certo punto, dopo il boato, sono uscite alcune persone da un locale e loro sono fuggiti. Ma quella telecamera lì in fondo potrebbe aver ripreso la scena, adesso al vaglio dei carabinieri. C'erano persone comunque sedute ai tavoli che si sono spaventati perché si sono sentite proprio alle sedie che si sono qua, i bicchieri, comunque insomma noi pensavamo fosse una macchina, comunque tutto tranne questo. La banda quindi non aveva fatto i conti con la movida del sabato sera, che qui, anche se il comune è piccolo, c'è. Così sono fuggiti via in controsenso su questa strada. Se queste cose capitano anche al centro storico diventa un problema, vuol dire che c'è tanto... c'è delinquenza. Se avvengono queste cose è meglio più controlli. Nelle ultime settimane diversi tavoli in prefettura, intensificati anche i controlli nella zona montana, ma a quanto pare questo non spaventa i malviventi. Recentemente abbiamo avuto aggiudicato un bando per la videosorveglianza per l'intensificazione, ma sicuramente la presenza delle forze dell'ordine è un ottimo deterrente. E comunque complimenti ai giovani che erano nel pub, che hanno messo in fuga i malviventi che avevano fatto saltare in aria il bancomat. A Catania è stato assegnato in Arcivescovado il premio Sant'Agata, testimone di fede, carità e speranza. È un riconoscimento a chi nel quotidiano incarna i valori cristiani che hanno contraddistinto naturalmente la vita della patrona di Catania, Adelaide Barbagallo. 3 storie che incarnano i valori cristiani di fede, carità e speranza. Il premio Sant'Agata, istituito dalla diocesi di Catania per valorizzare esempi significativi di testimonianza cristiana ispirati alla vita e al martirio della santa patrona, quest'anno va ai genitori di Gioele, un giovane che con fede incrollabile ha vissuto il tumore che lo ha portato alla morte. Con Gioele aveva un cuore di letizia nonostante il quinziano di turno, che per lui è stato un tumore devastante alle ossa, bruciava come carbone denti di Agata, e lui ha testimoniato: il mio spirito è felicissimo perché cerco il Signore. Gioele se n'è andato cantando l'Alleluia. Premiata anche Marica Zizzo, sopravvissuta all'aggressione del padre che per vendetta contro la moglie accoltellò i figli, riuscendo ad uccidere la piccola Laura. La speranza in questo caso per me, dopo tanti anni di dolore, di sofferenza, rappresenta una rinascita. Per la carità il premio va a Susanna Pennisi, volontaria Caritas. Dare un conforto, oltre al pasto si dà un sorriso, si dà un conforto e si dà famiglia. Presidente del comitato premio Sant'Agata, Fede, Carità e Speranza, Carmela Librizzi, già prefetto di Catania. Vogliamo creare un'onda lunga del bene, far sì che le componenti della nostra comunità facciano emergere quelle storie nascoste in cui i fatti parlano prima delle parole. La cerimonia rappresenta un momento di alto valore pastorale, afferma l'arcivescovo di Catania. Adesso andiamo al calcio. Il Catania vince 2-0 con il Cosenza e aggancia nuovamente il Benevento in testa. Ottima prova della squadra di Toscano. Le reti che decidono l'incontro sono di Jimenez e Lunetta. Marco Carli, il servizio.
Un'altra vittoria, un altro clean sheet al Massimino, lo stadio dove gli avversari finora non hanno mai segnato. Il Catania batte il Cosenza e torna subito in testa col Benevento. Toscano deve rinunciare a Di Tacchio che si è fermato nella rifinitura per un colpo al costato e schiera Corbari dal primo. Misceli rileva Di Gennaro, in attacco Rolfini. Il Cosenza si difende a 5. I calabresi provano a controllare, gli etnei si affidano alle accelerazioni. Su una di queste, grande azione rossazzurra. Jimenez allarga bene su D'Ausilio che si accentra e serve Donnarumma. Il suo cross trova in mezzo all'area ancora Jimenez che mette in rete per l'1-0. In avvio di ripresa ancora un pallone per Jimenez, cross in mezzo per Rolfini, il tiro deviato finisce in angolo. Poche le emozioni fino a una punizione di Emausso che Dini respinge. È l'unica vera reazione del Cosenza che subisce le ripartenze del Catania. Casasola serve Lunetta, complice D'Ametto che non interviene. Il Jolly rossazzurro scaglia un gran tiro che va sotto la traversa. Non è ancora al meglio, ma risolve lui. 2-0 e 8º gol stagionale. Il Catania potrebbe triplicare, Jimenez passa a Casasola, l'esterno serve a Catunano una palla che chiede solo di essere spinta in rete. L'attaccante a pochi metri dalla porta manda però incredibilmente alto, ma la posizione di Casasola in caso di gol sarebbe stata da valutare. Finisce 2-0, i rossazzurri possono festeggiare ancora con il gran pubblico del Massimino, l'incasso sarà devoluto per la ricostruzione dopo il ciclone Henry. Adesso la prossima sfida a Potenza col Sorrento, la corsa continua e il Catania è sempre più convinto dei suoi mezzi. Bene, bene, bene. Adesso è il momento della rassegna stampa siciliana con il nostro Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, partiamo dal quotidiano La Sicilia, nella lettura dei quotidiani regionali di oggi. La pagina ovviamente ha in apertura la notizia del giorno. Vediamo se riusciamo a vederla anche in pagina. Eccola qua, adesso. Qualche secondo di pazienza e la riprendiamo, dovremmo vederla adesso, eccola qua. La pagina della Sicilia, un'altra ferita è il titolo sulla frana di Niscemi. Guardate, è impressionante questa fotografia, c'è mezzo paese che praticamente, un pezzo di paese, una strada che praticamente è crollata, guardate tutte quelle case che vedete sul promontorio, una frana che isola il paese, 500 persone evacuate e poi ieri, come abbiamo sentito anche dai servizi, il sopralluogo di La Russa, però questo è stato dedicato ai paesi della fascia ionica colpiti dal ciclone Henry. L'appello, che non è stato l'unico, diciamo nel corso di questi giorni, l'ho fatto anche il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ma tanta politica siciliana, dice guardate che su questo ciclone Henry, sui danni che ha fatto il ciclone Henry, c'è stata poca attenzione dei media nazionali. Diciamo, serve adesso più attenzione. Oggi è giornata fondamentale perché al Consiglio dei Ministri ci sarà la delibera sullo stato di emergenza. Questo per quanto riguarda il maltempo e il dissesto idrogeologico. Poi a centropagina troviamo il Catania, del quale abbiamo parlato, Catania che muscoli, rossazzurri battono il Cosenza per 2-0, tornano in vetta con la spinta di 18.000 tifosi del Massimino e poi le notizie nazionali e internazionali, le polemiche che ci sono negli Stati Uniti sull'utilizzo degli agenti violenti, quindi che diventano un boomerang per Trump, che cala nei sondaggi. Stiamo parlando degli agenti dell'ICE, c'è stata una vittima proprio questo fine settimana, un'altra vittima di questa polizia federale. E poi il referendum sulla giustizia calendarizzato per fine marzo, magistrati in chiesa per spiegare il no processo al prete, quindi referendum sulla giustizia in una parrocchia di San Gregorio per discutere la riforma della giustizia, scatena una burrascosa polemica, insomma diciamo la campagna elettorale è aperta. Parla dell'Utri perché insomma c'è stata la polemica per la presenza di Dell'Utri proprio a uno di questi convegni per il sì, diciamo lui scherza, ovviamente dice era mio fratello, tra l'altro con una firma eccellente del quotidiano che è Francesco Viviano, una firma eccellente del giornalismo. E poi la tragedia di Anguillara, odio social e vergogna dietro la coppia suicida, questo è il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo, che adesso è guardato a vista in carcere proprio perché potrebbe tentare anche lui il suicidio, insomma dolore nel dolore.
dolore. Questa è la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere e entriamo nelle pagine del giornale, perché facciamo vedere questa storia di Niscemi che è veramente incredibile. La lenta frana di Niscemi, questo è il titolo all'interno della pagina. Già oltre 500 gli sfollati, rischio isolamento, la Sicilia che cade a pezzi è il titolo della pagina, perché in realtà insomma, si sommano un dissesto idrogeologico dietro un altro. Che cosa è successo? Un fragore, poi il tremore, danni pesanti, la strada provinciale 12 e 10 chiuse, l'incubo del precedente del 1997. Sono intervenuti ieri Musumeci e Schifani che chiedono subito interventi, però insomma qui gli interventi sembrano davvero difficili. Siamo nel quartiere Sante Croci, guardate, questa è un'azienda che è rimasta completamente isolata. La foto è una miniatura, però si percepisce ed è impressionante. Cioè, questa azienda è rimasta completamente isolata dalla frana, cioè è dall'altro lato, diciamo, della frana. Ecco, si trova, qui c'è la frana, vedete, e qui c'è l'azienda, cioè praticamente tagliata fuori dal mondo. Ovviamente oggi ci saranno ulteriori aggiornamenti. Poi sulle isole minori abbiamo visto Lampedusa e Linosa martoriate con i collegamenti che non ci sono. Le isole hanno subito gravi danni e disagi da questo maltempo. Lampedusa, Linosa, ma anche le Eolie che si trovano al centro diciamo della tempesta. Andiamo avanti. Vediamo le prime pagine di Catania, perché ancora il maltempo al centro della cronaca, non solo mare, rischi anche dai fiumi. Nel territorio comunale sono decine i corsi d'acqua da monitorare con costanza, e qui per la prevenzione, per evitare il rischio esondazione, per evitare il rischio allagamenti, soprattutto nelle zone più sensibili della città. Trantino, dice il sindaco di Catania, i danni supereranno 120 milioni di euro, quindi già c'è una prima stima, cioè seppur approssimativa, dei danni. Poi dal centro di Catania una notizia di cronaca: una donna ottantenne rapinata sotto casa. Adesso sono al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei condomini della zona. L'anziana stava tornando dopo aver fatto la spesa al supermercato vicino, quindi insomma violenza urbana ancora al centro della cronaca. E poi tante notizie che arrivano dalla provincia. Abbiamo parlato, restando a Catania, del premio Sant'Agata, e allora ve lo facciamo vedere. Eccolo qua, lo mette in pagina anche il giornale. Gioele, Marica e Susanna come la patrona, testimoni veri di speranza e carità. Insomma, si avvicina la festa di Sant'Agata. Ieri, in questo periodo, girano le candelore per la città, quindi insomma ci sono vari momenti anche di preghiera, di racconto di questa festa. Ieri, per esempio, una messa dopo il ciclone, e Ren, l'arcivescovo di Catania, che ha ringraziato Sant'Agata per la sua intercessione, proprio perché non ci sono state vittime. Dalla consegna dell'anello alle candelore la città onora chi protegge, quindi le candelore sono in giro, sono questi ceri votivi molto caratteristici, molto spesso fotografati anche dai turisti. Andiamo a vedere invece, abbiamo parlato dell'assalto fallito al bancomat di Siracusa, lo mette nella prima pagina sempre la Sicilia, nella pagina di Siracusa: assalto fallito al bancomat MPS, malviventi costretti alla fuga, il sindaco dice la zona montana non resti isolata. In effetti qui si apre il tema della sicurezza, perché abbiamo documentato anche noi stessi gli altri colpi a Palazzola Creide, a Bucchieri, adesso a Sortino, quindi insomma il tema è la zona montana di Siracusa rimasta isolata. E poi ancora maltempo, insomma l'allarme dei geologi, la messa in sicurezza della zona costiera non si può più rinviare, perché abbiamo visto anche con questo ciclone Harry come la costa sia fragile di fronte a certi eventi atmosferici. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale Sicilia. Grido d'allarme dei sindaci, qui c'è la foto del Presidente del Senato La Russa, che ieri è stato appunto in visita a Messina, nelle zone del Messinese e nel Catanese. Grido d'allarme dei sindaci, primi interventi di ricostruzione dopo il ciclone Harry, appello per le risorse. Oggi, dicevamo, sarà una giornata cruciale, perché appunto il tema arriverà in Consiglio dei Ministri.
A Niscemi, vedete anche qui in prima pagina, famiglie evacuate, chiuse 2 strade provinciali, difficili i collegamenti. E poi c'è sugli ospedali privati, c'è stata la polemica in questi giorni, l'intervento della Corte dei Conti che ha detto che si fanno troppe visite private negli ospedali pubblici, la famosa intramenia, quindi stretta sulle visite private, nuove regole in Sicilia, ma è più l'intramenia durante l'orario di lavoro. E poi altre notizie appunto che riguardano lo sport, diciamo, la cronaca nazionale ed internazionale. Qui siamo sul Giornale di Sicilia. Andiamo a vedere, per chiudere, la Gazzetta del Sud, ciclone Harry, il governo decide le misure. Oggi appunto il Consiglio dei Ministri che nominerà Schifani commissario per la Sicilia. Questa è un'anticipazione che dà ovviamente la Gazzetta del Sud. Ieri la Russa in visita nel Messinese. Poi c'è questa notizia, diciamo, del quale si è parlato poco, perché poi i temi dei migranti, delle migrazioni rimangono sempre molto marginali ormai nel racconto della cronaca. Però ieri c'è stata l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, una barca con 50 migranti e un solo sopravvissuto. È una notizia che riprende e che vi facciamo vedere anche dal Nazionale di Repubblica, dal tomo Nazionale di Repubblica. Strage di migranti, 50 morti con il ciclone Harry. Pensate, ci sono 380 dispersi che si erano messi in mare per raggiungere diciamo, le coste occidentali. Almeno 8 barche partite dalla Tunisia, mai arrivate. Il racconto dell'unico superstite, inutili le ricerche nel Mediterraneo. Qui ci sono i numeri che, insomma, che inchiodano un po' il fenomeno. L'Unione Europea agisca, ovviamente il Ministro dell'Interno, interviene il Ministro dell'Interno su questo tema delle migrazioni, però insomma sembra un tema sempre di difficile soluzione. Chiudiamo la nostra rassegna stampa regionale con il calcio. Abbiamo parlato del Catania, vincente, Miceli, esordio ed emozioni e dediche, torna a casa, papà sarebbe felice. Il difensore, che è il nuovo acquisto del Catania, diciamo, racconta con entusiasmo la giornata di ieri, che è stata ovviamente raccontata con una vittoria. Quindi Toscano, che è il tecnico del Catania, stavolta si sbilancia, pensate un po', una prestazione perfetta, siamo abituati alle pressioni. Parla dei suoi cambi di formazione, quindi il turnover è frutto del lavoro che il gruppo sostiene in settimana, e poi parla ancora dei suoi giocatori, soprattutto di Di Tacchio. Giorni sapremo quando tornerà dopo un infortunio. E qui ancora foto della partita, insomma i tifosi che ieri hanno colorato e riempito lo stadio Massimino. Certo, grazie Luca. Adesso andiamo a dare un'occhiata in diretta alle strade di Catania per vedere com'è il traffico in mattinata in questo lunedì 26 gennaio. Qui siamo al Tondo Geni, come vedete il traffico è tornato intenso dopo i guasti di Harry, però è scorrevole come sempre, salvo ovviamente i semafori pedonali. Ecco qua, anche qui c'è molte macchine in via Vincenzo Giuffrida che vanno avanti regolarmente con l'andatura di una città e con i semafori pedonali. Vediamo ancora altre immagini. Qui siamo ancora sulla circonvallazione, che come vedete il traffico è bello forte, bello pieno, è tornato alla grande. Però ovviamente, certo, si va a andatura quasi a passo d'uomo, ma è naturale che sia così. Intanto perché tantissima gente è tornata a uscire, e poi secondo perché ci sono i semafori pedonali che sono sacrosanti per chi è costretto a attraversarla. Questa è la situazione dell'Etna. La parte alta non si vede perché è coperta dalle nubi, e un po' di neve vedete che arriva anche a quote basse. Ora cerchiamo di vederlo, niente, neanche da Taormina si vede soltanto un po' di neve, diciamo, nelle quote più basse, anche qui. Cielo nuvoloso, non promette nulla di buono, potrebbe tornare in una nuova perturbazione se non è già in corso. L'immagine è comunque sempre molto bella, molto affascinante. Allora, grazie per continuare a seguirci. Tra poco con Luca vedremo i giornali nazionali, poi parleremo di una iniziativa che parte oggi a Catania con un ciclo di incontri che si chiama Urban Center, il centro urbano. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con Luca Ciliberti.
Grazie Michele, allora oggi il racconto dei quotidiani nazionali è praticamente univoco, diciamo i titoli principali sono sui fatti del Minnesota, sul un nuovo civile ucciso dall'ICE, la polizia di Trump, la polizia federale, per quanto riguarda appunto i fatti internazionali. Poi insomma ieri c'è stato un convegno della Lega a Roccaraso, 3 giorni di Lega a Roccaraso, quindi Salvini che ha messo in fila un po' di cose, compreso il tema del generale Vannacci, che è un elemento per alcuni divisivo, per altri diciamo un collante di alcune anime della destra italiana, in questo caso della Lega. Allora cominciamo a leggere i quotidiani nazionali dal Corriere della Sera, principale quotidiano italiano. La violenza scuote l'America, e questo il grande tema, cioè l'America si risveglia dopo l'ennesimo omicidio perpetrato dall'ICE. Perché? Perché a Minneapolis i testimoni che erano lì davanti a questo ennesimo omicidio, dice la vittima non aveva ancora una volta armi. Interviene anche il presidente emerito Obama, che dice i nostri valori sono a rischio. Obama ovviamente è il rappresentante dell'ala democratica del Congresso, comunque della sensibilità politica americana, contro ovviamente i repubblicani rappresentati da Donald Trump. Proteste in città dopo la morte di Pretti, questo era il nome della vittima. Addirittura i media americani dicono c'è un clima da guerra civile. Anche il Partito Repubblicano, vedete, lo sottolinea nei titoli il Corriere, adesso ha dei dubbi sulla gestione della sicurezza da parte del presidente Donald Trump. Questa notizia la vediamo subito al Corriere della Sera, così ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando, anche per interpretare i titoli. Siamo sempre sul Corriere, a pagina 2. Gelo, rabbia e tristezza. Minneapolis in piazza, siamo tutti Alex. Alex sarebbe Alex Pretti, l'uomo, la vittima dell'ICE. Via l'ICE, poteva capitare a chiunque, dicono appunto chi ha assistito a questa ennesima tragedia. Guardate i fiori che insomma ricordano la vittima. I precedenti vengono messi in fila qui dal giornale. George Floyd, sempre a Minneapolis, quest'altra ragazza che è stata uccisa pochi giorni fa, adesso insomma, si chiama Renee Good, adesso Pretti, l'omicidio di Pretti. Insomma, questa polizia certamente non convince. Chi sono gli agenti? Quali sono i loro compiti? Come vengono scelti? Qui c'è tutto un racconto che fa il Corriere. Scorrendo le pagine, eccolo qua, la vittima è proprio questo qua, si chiama Alex Pretti. Diciamo, è stato detto per giustificare questo omicidio che lui era armato, che aveva minacciato gli agenti. In realtà il padre dice sono state dette bugie vergognose, era un uomo, ditelo al mondo. Quindi questo appello raccolto dai quotidiani. Pensate, questi sono quotidiani italiani, no Michele, lo dico, ce lo diciamo anche noi. Ovviamente questa notizia ha un eco mondiale, certo, quindi certo. Come i giornali, i principali quotidiani italiani titolano su questa storia, diciamo, ci sono tutti i principali quotidiani del mondo su questa vicenda. Guardate qui, questo è veramente incredibile. Perché oggi i cellulari immortalano tutto, quindi c'era qualcuno che ha raccolto e che ha documentato questo ennesimo omicidio. Il cellulare, i 10 colpi, istante per istante, anatomia di una fine, e noi glielo facciamo vedere ai nostri telespettatori. 47 secondi prima dello sparo, che succede? Pretti sta filmando operazioni di agenti contro i migranti. Quindi le fa vedere al telefono, si avvicina, braccia intorno alle spalle. Pretti sorregge una manifestante che era stata strattonata dalla gente, che si intravede dietro di loro, anche un po' in maniera poco chiara. Poi 28 secondi prima di morire lo spintone, lo stesso agente butta a terra un'altra manifestante, Pretti si protende verso di lei nel tentativo di evitare che cada. Ancora lo spray, la gente che ha spinto la donna spruzza una sostanza urticante sul volto di Pretti, che ha in mano solo il telefono, cade giù.
accorrono altri 6-7 agenti che buttano a terra Preti, che rimane a pancia in giù e viene percosso per alcuni secondi. Poi guardate qua, ecco qua comincia i 4 secondi prima della morte. L'uomo in giaccone grigio, un agente si china, allunga un braccio verso Preti che è nascosto dagli agenti che lo hanno atterrato, sempre quello con il giaccone afferra l'arma, spara e poi eccolo qua, l'arma si vede qua e poi quindi gli hanno sparato da quella foto mentre era a terra? Mentre era a terra e di spalle, una specie di esecuzione, infatti tutti parlano di una specie di esecuzione, un tema ovviamente che, come si può immaginare, scuote il mondo. Quindi ritorniamo sui giornali, ritorniamo a leggere le prime pagine. Vedete, la Repubblica usa le parole di Obama: i valori degli Stati Uniti sono sotto attacco, rivolta Dem dopo l'omicidio di Minneapolis, campanello d'allarme per gli americani, smentite le ricostruzioni dell'ICE, nel video la verità della morte di Preti, che era disarmato, cioè la sua arma era un telefonino. Adesso il tema è: si spaventano, c'è questo di Trump che da alcuni viene giudicato un regime, ha paura di chi lo documenta, insomma, come spesso accade con i regimi, lo abbiamo visto, la storia insegna. E poi il titolo di politica: Salvini e Bertevannacci, mentre Forza Italia tenta Calenda, no? Tentazione di Calenda, lo avvicina, prove di intesa. Questa è Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa, che sulla stessa linea di Repubblica cita Obama: attacco ai valori degli Stati Uniti. I video smentiscono le bugie del capo dell'ICE, pistola in tasca, il telefonino in mano, quindi insomma non c'era alcun pericolo per la gente. Andiamo ancora scorrendo i quotidiani del gruppo quotidiano nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Anche qui vedete, questi sono quotidiani che raccontano molto spesso sì le cronache italiane, però si focalizzano anche su fatti regionali. Qui invece il racconto è univoco, un'esecuzione. Questa immagine è chiarissima, guarda, esatto, sì, questa immagine è quella più chiara di tutti. Guardate, quello è di spalle, questo qua è la vittima, questa è la vittima e questa è la pistola. Sì. Che lo colpisce, insomma, veramente proprio un'esecuzione, come hai detto tu. Davvero un'esecuzione. Andiamo a vedere invece i quotidiani politici, perché guardate la lettura poi, no, diversa. Vi faccio vedere Libero, che è uno di quelli più di parte in questo periodo: disordini americani e sciacalli italiani. Eccolo qua, il PD s'attacca al Minnesota, l'internazionale della ZTL, i big del partito di Schlein usano il caso Minneapolis contro la Meloni, deve esprimere ferma condanna nei confronti di Trump. Quindi riversano, nella politica regionale i casi americani con una lettura, in qualche modo abbastanza spinta. Questo è il Libro. Andiamo a vedere Il Giornale. Eccolo qua, che vedete, mette tutto in piedi, ma il caso Minneapolis diventa, una piccola spalla in taglio alto il caso Minneapolis, se Donald tira dritto, perché è più importante per Il Giornale, che è un quotidiano politico di centrodestra, le questioni che riguardano Salvini, che ricompatti i suoi, ora sicurezza e pace, Vannacci lo vedrò, ma il ritorno di Fini che parla della Meloni, leader dell'Unione Europea, tiene testa a Trump, giustizia all'ora del sì. Quindi la campagna Fini che accetta di sponsorizzare in qualche modo anche la campagna referendaria. Fini è l'ex leader di Alleanza Nazionale, politico che rappresentava la destra nel periodo berlusconiano, quindi ritorna in auge dopo essere stato sdoganato proprio alla festa di Atreju, proprio di Fratelli d'Italia. Il Fatto Quotidiano invece, nel ricordo di Berlusconi: modificare carriere e CSM non basta. Quindi il Fatto Quotidiano sempre focalizzato sui fatti che riguardano la giustizia. Tajani confessa: levare la polizia giudiziaria PM per controllarli, quindi questo è un altro dei temi che solleva il Fatto Quotidiano, che poi meriterebbe una lettura più approfondita all'interno del pezzo. Il Fatto Quotidiano però mette in taglio alto anche la questione che riguarda la Sicilia,
è uno dei pochissimi quotidiani nazionali che mette la Sicilia in prima pagina. Quindi diciamo, siamo al paradosso del Fatto Quotidiano che raccoglie l'appello di La Russa e di tutti i leader del centrodestra. Sicilia al collasso per il maltempo, chiede 1 miliardo e 300 milioni dal ponte, quindi diciamo, prendete queste risorse accantonate per fare fronte ai danni. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere ancora eccolo qua, La Verità, che La Verità e Il Tempo invece, che sono sempre quotidiani di centrodestra, spingono sulla islamizzazione, cioè sul pericolo islamizzazione. Per gli imam in Italia è giusto far sposare le bambine a 9 anni, fuori dal coro il predicatore islamico di una moschea di Brescia approva le nozze con i minori. Cioè il tema qual è? Diciamo, il nord Italia, l'Italia si sta islamizzando, quindi il pericolo è che diciamo, l'Islam e i musulmani possano colonizzare, diciamo, l'Occidente e diciamo, mettere da parte o in qualche modo all'angolo i cristiani e il cristianesimo, quindi la nostra cultura occidentale, e da qui tutti i titoli. Ovviamente sono temi che riguardano i partiti proprio di centrodestra. Su questo tema, guardate, esce anche Il Tempo, fango sul carabiniere, carezze ad Hanun era appunto un altro degli imam, il paese delle contraddizioni, persecuzione per il militare, solidarietà a chi sostiene i terroristi, l'incredibile vicenda del colonnello Cagnazzo, 14 anni tra accuse e delegittimazione per la morte del sindaco di Pollica, nonostante 2 sentenze della Cassazione e una del TAR, e ci mancava il comitato di liberazione per l'amico di Hamas tra i big della sinistra e la rete islamista. Questo tema, devo dire, Il Tempo è molto diciamo, insistente, ecco, il Capezzone, il nuovo direttore del Tempo, insomma, su questo tema ci va giù duro. Andiamo e chiudiamo con Il Sole 24 Ore del lunedì, che apre sui mutui, un tema molto caro agli italiani, soprattutto insomma, quando bisogna fare i prestiti. Casa, sull'acquisto pesano le maxirate e i tassi più alti, quindi scende il mercato immobiliare, il rincaro degli immobili gonfia il valore medio del prestito, poco sostenibile anche per i salari quasi fermi, interesse fisso al 4% nel 2026. Quindi queste sono notizie che interessano, insomma, chi ha intenzione di comprare casa o comunque di accendere un mutuo. A te, Michele. Grazie Luca, lo ritroveremo tra poco in chiusura del nostro programma. Adesso facciamo una breve pausa, subito dopo parleremo di Urban Center a Catania, un ciclo di incontri. Sarà il nostro ospite Ignazio Lutri. State con noi e buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il nostro primo ospite è Ignazio Lutri, che è coordinatore del comitato Diametro, che promuove una serie di incontri che cominciano oggi pomeriggio a Catania. Urban Center che non c'è, esperienze di partecipazione nel progetto della città. È bello lo scopo, partecipare al progetto della città. Chi è che promuove questo ciclo di incontri, di quali parleremo fra pochissimo, e con quali obiettivi? Cioè, cos'è il centro, il comitato Diametro? Il comitato Diametro è sostanzialmente un gruppo di professionisti, studiosi, imprenditori che ormai da 1 anno e mezzo sostanzialmente hanno avviato un percorso comune di riflessione sulla città, con un intento molto, molto chiaro, direi, e principale, cioè quello di arrivare appunto alla strutturazione di un urban center, cioè di un luogo o di un'organizzazione che sia in grado di facilitare l'incontro tra istituzione e cittadini nel progetto della città. Il progetto della città che evidentemente non è soltanto il progetto fisico delle infrastrutture, ma è anche quello del sociale, quello dell'economia e quello della cultura. Adesso vedremo qualche particolare. Cominciamo da oggi. Il primo incontro è alle 3 fino alle 7:30, per chi dovesse uscire dagli uffici, al Palazzo della Cultura, Sala della Notte. Tema, obiettivi, visioni e criticità in alcune esperienze. Qui dopo il ciclone Ari siamo con le mani nei capelli, però insomma in generale il tema è questo qui. Giornata appunto a che cosa? Allora, noi abbiamo la giornata articolata in 2 parti essenziali. Una prima parte, che poi sarà un po' il motivo guida di questi, del ciclo di incontri, cerca un confronto con gli esempi di urban center già avviati in altre città italiane. In altre città? Sì, assolutamente. Abbiamo Roma Capitale lo ha appena costituito, l'Urban Lab di Torino
Torino, sarà presente con noi Chiara Lucchini, che è forse una delle esperienze capofila più importanti in Italia. E queste immagini che vediamo sono... non più, vabbè, parli lei, non si preoccupi. Sì, e avremo anche Bologna con la Fondazione Innovazione Urbana, che anche lì è uno degli esempi, diciamo, importanti per l'Italia, perché è quello che, insomma, ha un'evoluzione da più anni, anzi ormai parliamo di decenni, e quindi di esperienza che queste città ci possono raccontare proprio come capacità di organizzare il dialogo all'interno della comunità. E poi proseguite nel pomeriggio? E proseguiamo sostanzialmente, è tutto quanto nel pomeriggio, però abbiamo 2 sessioni. Una seconda sessione è invece più... Ecco, la seconda sessione volevo dire, dalle 4, alle 16 si dovrebbe dire. È più legata praticamente a un confronto sul nostro territorio. La Regione Siciliana, attraverso la nuova legge urbanistica, promuove molto le pratiche di partecipazione e in qualche modo indirizza anche i comuni alla costituzione appunto di urban center, cioè di luoghi appunto in cui dare maggiore risalto e capacità, proprio efficacia alla partecipazione, agli esiti della partecipazione. Beh, devo dire che ci sono personaggi importanti, perché c'è il sindaco naturalmente, ma c'è l'assessore all'urbanistica San Giorgio, certo. E poi ancora... Abbiamo gli ordini, chiaramente, che sono sempre stati molto attenti, gli ordini professionali, ingegneri, architetti, che sono sempre stati molto attenti alla tematica, il collegio dei geometri, e poi una serie appunto di ospiti che sono appunto l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, saranno presenti online, questo va specificato insomma anche per correttezza di comunicazione, appunto uno degli esponenti della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, un altro per quanto riguarda l'Urban Lab di Torino, e un'altra esperienza ci viene raccontata su Napoli. Quindi voi puntate in qualche modo a disegnare il futuro di Catania? Contribuire a disegnare il futuro, diciamo, non abbiamo le risposte, ma quello che pensiamo è che per arrivare a delle risposte efficaci bisogna che anche il dialogo sia costruito in modo, come dire, sapiente, competente. E devono essere coinvolti soprattutto dal vostro punto di vista le categorie professionali, immagino. Le categorie professionali, ma anche direi i cittadini, le associazioni, le tante associazioni. Catania è molto ricca e vitale sotto questo punto di vista e fanno già un grande lavoro. Potremmo dire che in qualche modo Catania è già piena di urban center in nuce, cioè di realtà che già svolgono dentro la città un compito di dialogo, di sollecitazione e anche di attenzione. Perché tante volte si dice che non è vero, si dice cioè, c'è disinteresse, distacco dalla politica. Allora direi che quello è un punto importante, cioè avviare un dialogo perché la distanza che certe volte si determina, soprattutto su alcuni temi, si accorci. Non possiamo pensare, come dire, di arrivare forse ad un'armonia totale, ma sicuramente ad una capacità in certi momenti di stringersi la mano maggiormente, perché poi, dico, le criticità e le tante questioni che viviamo sul territorio sono evidenti a tutti e possono esserlo ancora di più. Uno per esempio dei punti fondamentali per un urban center è anche fornire una conoscenza condivisa del territorio. Su questo pensiamo Catania ha un'importante università che chiaramente detiene una quota di conoscenze, insomma, valutazioni sulle tante criticità del territorio, che è assolutamente importante, come dire, aprire alla conoscenza di tutti i cittadini. Io non sapevo, ma la legge regionale prevede gli urban center, c'è un articolo. Esattamente, nella formazione dei nuovi piani, chiamiamoli nuovi strumenti urbanistici, i PUG, insomma Catania ha avviato da 1 anno e mezzo circa la formazione appunto del suo nuovo strumento urbanistico. E quindi dice comunale. proprio promuovere la partecipazione di soggetti competenti e interessati nei processi di pianificazione e trasformazione del territorio, esattamente ciò che stava... Assolutamente, difatti diciamo quello che cerchiamo di fare è anche, se vogliamo, nel dettato della nuova legge urbanistica siciliana, ma non solo, perché poi l'urban center non serve soltanto, diciamo, ad accompagnare e ad aiutare alla formazione di questi strumenti urbanistici, ma può essere uno strumento anche molto più ampio nel quale si condividono progetti, interventi su aree critiche della città, sia in caso di eventi emergenziali, ma anche direi, nella quotidianità. Che sarete chiamati anche a dare un contributo da questo punto di vista, visto l'emergenza, no? Immagino. Beh, questo è uno dei punti secondo me fondamentali e rilevanti, ma d'altra parte le dirò, secondo me alcuni dei contributi più importanti che sono
si sono levati e sono stati dati anche nell'ambito per esempio del forum sul PUG che è stato portato avanti dall'amministrazione, organizzato dall'amministrazione, sono stati proprio quelli che riguardano in qualche modo i rischi di tipo idrogeologico del territorio. Alcuni contributi importanti per esempio da parte del Dipartimento di Idraulica dell'Università di Catania, dando anche proprio delle indicazioni di specifiche modalità di intervento. Alcune sono anche in corso di applicazione attraverso alcuni progetti pilota che si stanno realizzando nella città. Questo è di estrema importanza, adesso lo dico banalmente, come dire, dal punto di vista giornalistico, cioè avere uno staff di esperti, perché qua il problema è ricostruire sì, ma come? Ecco, un po' questo è il tema. Non e voi dubbio. potete dare un grosso contributo. Cerchiamo di dare un contributo sapendo che chiaramente i protagonisti di questo cambiamento sono altri, sono le istituzioni, sono le associazioni e così via. Però diciamo, cerchiamo di fare da pungolo, da stimolo per indicare una direzione secondo noi più proficua per arrivare a dei risultati positivi. Come diceva lei prima, prima di concludere, darete spazio anche alle esperienze nazionali, cioè quelli che già, come lei citava, in qualche modo hanno avviato. Assolutamente, perché è importante comprendere di cosa si occupano questi urban center o di cosa si occupano principalmente, come sono organizzati, quali sono le risorse che consentono chiaramente poi appunto di sostenere le attività. E le altre città saranno in collegamento? Oggi ci saranno Torino, Roma, Bologna e Napoli. Nei prossimi appuntamenti selezioneremo chiaramente, perché ovviamente sono esperienze che variamente in Italia, ecco, quello che è importante, non esiste un unico modello di urban center, esistono tanti esempi, ogni esempio in qualche modo è plasmato sulla realtà in cui opera. Confrontarsi è estremamente importante, perché uno riteniamo che sia. Si allarga l'idea e si fa venire anche qualche spunto. Grazie a Ignazio Lucci, che è coordinatore del Comitato Diametro. Primo appuntamento oggi a Catania, Palazzo della Cultura, dalle 15 alle 19:30, poi tutti gli altri naturalmente, gli interessati, potranno seguire. Buon lavoro. Grazie. Facciamo una breve pausa e poi dopo parleremo di un libro che parla di un piccolo comune che è Maletto, che tutti noi in Sicilia conosciamo, ma in realtà vuole essere anche un po' una riflessione sull'evoluzione della nostra regione. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo in miglioramento su gran parte del centro-nord, tornerà infatti a splendere il sole, un po' più di variabilità sulla pianura padana e lungo la costa romagnola, instabile invece ancora sulle regioni meridionali. Sulla Sicilia infatti condizioni di instabilità nella giornata di lunedì con piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Attenzione ai venti ancora una volta sostenuti, con mari infatti che risulteranno mossi e temperature massime piuttosto contenute, con valori che a fatica andranno oltre i 13 gradi. Nel corso della giornata di martedì invece il tempo sarà in netto miglioramento. Tornerà infatti a splendere il sole, si farà sentire ancora un po' di vento, ma poi sarà in graduale attenuazione con temperature che saranno infatti in ripresa, valori massimi che toccheranno anche i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, eccoci di nuovo insieme in diretta con una nuova ospite, Maria Ausilia Parrinello, che è psichiatra ma anche autrice di questo libro, eccolo qua, Maletto, racconti di un paese tra memoria e cuore, l'editore è Cartago, e dice Maletto è un piccolo paese, è vero, però sì, la storia di Maletto riguarda molti, come mai? Allora, intanto volevo dire l'origine di questo libro che per me è molto importante, dottore. Questo libro nasce da una promessa, da un dolore profondo e da Facebook. Mio padre, che era medico del paese, il medico alla vecchia maniera, mio padre praticava parti, episiotomie, curava e mi ha insegnato a curare. Lui prima di andare via mi raccomandò la mia cara mamma e mi disse di non abbandonare mai Maletto, perché sapeva che io sarei andata fuori a lavorare. E così è stato. 3 anni fa mia mamma è volata in cielo e io ho cercato dentro di me cosa potessi fare per onorare la promessa fatta a mio padre. E allora ho guardato dentro di me e ho pensato alla mia professione.
Io ogni mese, da 3 anni a questa parte, vado a Maletto e apro la mia casa a tutti coloro che del mio paese hanno necessità di una consulenza medica mia. Ed è una gioia trovare al mio arrivo 30-40 persone che mi accolgono con tanto affetto. Io apro la casa e non ho quel sentimento di nostalgia e malinconia che potrei avere se fossi sola, ma sono accompagnata da questa gente che aspetta nell'ambulatorio che era di mio padre e adesso è mio. Che bello. Grazie. Ma tutto questo è stato un po' da stimolo per Sì, e ho iniziato a guardare dentro di me per una elaborazione del lutto attraverso la narrazione. Ecco. E i ricordi, la memoria sono diventati dei racconti. E ho scritto più di 200 racconti. Quest'anno su Facebook, anzi l'anno scorso a settembre, ho pubblicato un racconto e da lì ho ricevuto tanti messaggi, non solo dai malettesi, ma anche dai malettesi all'estero, dall'Australia, dalla Germania, dalla Spagna. Sono le immagini del mio maletto che sembra anche un presepe, soprattutto d'inverno innevato. E in questi racconti si ritrovano anche tutte le persone dei paesi della Sicilia e mi dicevano: perché non scrivi un libro? Perché ho ottenuto in poco tempo quasi 2 milioni di visualizzazioni. Però. E quindi ho chiamato diversi editori e volevo che questo libro uscisse per Natale. Perché a Natale si riempiono le case, si apparecchiano le tavole, ci sono i profumi di una volta. Se ami qualcuno lo abbracci più forte, però se qualcuno non c'è la mancanza la senti ancora di più. E quel libro doveva uscire proprio in quel periodo, dove i racconti di Maletto, dalle tradizioni sui fidanzamenti, i matrimoni, il corredo, la fuitina, la fragola, doveva uscire proprio in quel periodo, come se fosse un salotto dove riunirsi e dire: vieni, siediti, ricordiamo e non perdiamo le nostre tradizioni. Che non è però rimpianto. Assolutamente, non è malinconia, non è nostalgia, è scoprire la preziosità di quello che noi siamo, quello che dico sempre ai miei figli. Ho 3 figli, Salvatore, Daniele e Vincenzo, a cui dico sempre di guardare indietro per sapere dove andare, perché è importante, perché noi siamo le nostre radici, il senso di appartenenza è molto importante, non solo per noi siciliani, ma per tutti. Per tutti. È per questo che ha ambientato temporalmente il libro agli anni 70, 80, 90, poi a un certo punto stop. Quelli sono gli anni della mia giovinezza, sono nata nel 71 e ho vissuto a Maletto fino a 18 anni, quindi sono i miei ricordi. Un papà, le visite mediche, quando papà andava a casa del malato, lui mi ha insegnato a guardare. Lui era un vecchio clinico, mi ha detto: prima di tutto guarda, perché il corpo del paziente ti parlerà, e ascolta la storia. Mi ricordo la bambola, queste bambole bellissime con questi occhi azzurri, capelli biondi, messe al centro del letto, e quando veniva il medico doveva essere messo il copriletto di importanza, quello elegante, quello che faceva parte del corredo. Perché a Maletto, come in tutti i paesi della Sicilia, quando nasceva una figlia femmina, le madri subito pensavano a comprare, ad acquistare il corredo da un signore che passava con la macchina e vendeva lenzuola, camicie da notte. Le camicie da notte erano molto importanti, e anche il corredo, non solo per la prima notte di nozze, quando si andava in ospedale per partorire c'era la camicia tutta abbottonata, quando si rientrava a casa la puerpera doveva accogliere tutte le visite, ma c'era anche il corredo che serviva per le emergenze e le necessità, quello che non si doveva mai toccare perché serviva per andare in ospedale. Già. E lei ha una capacità di racconto, ce le sta facendo vedere queste immagini. Allora le chiedo, le figure che accompagnano queste immagini sono importanti, no? Sì, sono i visi, le voci dei personaggi che hanno accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza, i vicini di casa, i sacerdoti, i vari politici che si sono susseguiti a Maletto, la fragola, che è il nostro prodotto caratteristico, che ha delle qualità organolettiche differenti dagli altri tipi di fragole. Questo che ha arricchito il mio bagaglio culturale. Raccontava di una serie di eventi tradizionali, il fidanzamento, la fuitina, però altre che sono poco conosciute, cioè la ricotta del mattino, il cinema che non c'è più ora. Purtroppo.
Allora, la ricotta del mattino da noi si usava... La ricotta del mattino è bellissima. Sì, ci alzava alle 4 del mattino per andare in campagna. Mi ricordo questo episodio, un signore ci invitò in campagna, aveva lavorato in Svizzera e in Germania, però voleva ritornare alla sua terra, alle sue radici, pur essendo il lavoro faticoso, e invitò papà, perché papà era medico di famiglia. Ecco. E mi ricordo che ci alzammo alle 4 del mattino per poter gustare questa ricotta fatta in questo enorme calderone. Lui lo offriva in questi piatti un po' sbocconcellati, ma tanto preziosi, a prescindere dalla qualità del piatto. Poi c'era il mercato, che era il sabato. Il mercato ogni sabato c'è tuttora, dove si incontravano tutte le signore, la ragazza che sceglieva la biancheria intima più chic, la signora più âgée, più avanti con l'età, che voleva la mutandina contenitiva, e quindi tutti questi, la fuitina e l'anchiuitina. Da noi c'è la fuitina, come in tanti paesi della Sicilia, quando allora i genitori non volevano che ci si sposasse col fidanzato, e quindi la ragazza preparava i bagagli di nascosto e partiva col futuro marito, rifugiandosi o a casa dei cugini o andavano a Taormina, che era la meta predestinata. E ho saputo tanti anni dopo che nel Nisseno, anziché la fuitina, quindi andare fuori casa, c'era l'anchiuitina, cioè il chiudere dentro. Anchiuitina, quindi l'opposto. Praticamente quando perché ci si chiudeva in certi... Al contrario, sì, infatti quando una mamma non riusciva a sposare la propria figlia perché aveva delle difficoltà fisiche o intellettive, adocchiava un giovanotto del paese che poteva essere degno di sposare la figlia, e con qualche scusa lo faceva entrare a casa, lo chiudeva dentro e poi apriva le finestre dicendo: "Sicurino incia, ora sanno a maritari, me figlia disonorata fu". E quindi insomma questi racconti, no? Bello, che poi si sono arricchiti ancora di più. Lei ha detto questo non è un'operazione nostalgia, ma è un racconto universale. Perché? Sì, è un racconto universale perché parla alla memoria. La parte più antica dal punto di vista filogenetico nella formazione del cervello dei vertebrati è la parte del cervello che noi chiamiamo la parte limbica, il sistema limbico, l'ippocampo dove c'è la memoria, e l'amigdala che dà una connotazione affettiva e emotiva ai ricordi. È universale perché ognuno che ha vissuto in quel periodo si identifica, non legge il libro, lui o lei rivive il libro leggendolo, perché si parla alla parte più intima, all'affettività questo è della anche persona. un suggerimento su uno stile di vita, forse, no? Un ritorno magari, dottore, un ritorno a uno stile di vita più sano che era quello dei paesi. Io descrivo anche il Visto lutto. che lei è una psichiatra, diciamo, Sì. i suggerimenti ce li può dare a pieno titolo. Lì anche il lutto viene vissuto in maniera comunitaria, non si è mai soli. Quando muore qualcuno, ognuno viene a stare lì anche con la presenza per comunicare la partecipazione al dolore. Portano anche dei doni, perché si porta il cibo quando qualcuno muore, perché anche si mangia. Il caratteristico cibo che da noi si porta sono i savoiardi, il caffè e lo zucchero, e poi le vicine pensano a cucinare il pranzo, e quindi anche il lutto viene elaborato con l'affetto della comunità, questo che purtroppo viene a mancare oggi. E io lo rivedo anche in ambito della mia professione, della patologia, la solitudine come che è il tema foriera, di oggi. sì, di patologie, perché lo stare insieme, la condivisione, la compartecipazione aiuta tantissimo. Questo forse le chiedo quest'ultima cosa, uscendo fuori tema, ma ne approfitto, può riguardare proprio i giovani che costituiscono oggi quei giovani che costituiscono un problema sociale. Sì. Così? Intervenire su di loro, ma intervenire sin da piccoli è fare un'educazione alla genitorialità, quindi sui genitori, e andare nelle scuole dove io e la mia equipe della comunità Villa Letizia andiamo per fare formazione, informazione e prevenzione. È fondamentale, io mi batto per questo affinché tante persone che fanno la mia professione volontariamente, gratuitamente, perché io insomma non ci facciamo pagare, non riceviamo nulla, andiamo nelle scuole a fare ciò, a prevenire questa aggressività gratuita e questa violenza. È encomiabile, credo che ci sia grande bisogno non soltanto nella nostra regione, ma direi in tutto il paese. Ovunque, allora, sì. Ringraziamo Maria Ausilia Parrinello, psichiatra, come avete appena sentito l'ha confermato con queste sue valutazioni, autrice di questo libro, ma ha detto: Racconti di un paese
tra memoria e cuore, edito da Cartago Edizioni. Grazie, complimenti e buon lavoro nelle scuole. Grazie. Ci torna Maletto? Il giorno 8 febbraio, a proposito posso dare qui l'annuncio, il giorno 8 febbraio sarò disponibile per tutti i malettesi che hanno necessità di incontrarmi. Io ogni volta sono lì, dottore, dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, con bello. Tanta gioia e tanto affetto nei confronti dei miei compesani. Complimenti. Un abbraccio, anche buona giornata a tutti. 8 febbraio, appuntamento a Maletto con la nostra Parrinello. Facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare dei danni causati da Harry. State con noi e buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo di nuovo insieme in diretta. Facciamo un po' il punto del dopo Harry, i guai che ha provocato in tutta la regione, in particolare nella zona costiera tra Messina, Catania e Siracusa. Nel pomeriggio ci sarà un Consiglio dei Ministri che nominerà Schifani, il presidente della nostra regione, commissario nazionale, quindi sarà lui poi a dirigere tutto il complesso di iniziative che riguarderanno la valutazione dei danni e i ristori da dare. Aggiungo soltanto due cose. Schifani potrà, una volta nominato commissario, a sua volta designare alcuni subcommissari, cioè i suoi collaboratori, che potranno recarsi con questo titolo, quindi nelle zone più danneggiate. Il governo contemporaneamente nel pomeriggio consegnerà, varerà uno stanziamento di 70 milioni immediato che si va ad aggiungere a quello già della regione. Sono 140 milioni per il momento, pochissimo rispetto al miliardo e passa che abbiamo calcolato. Schifani ha anche aggiunto che i direttori dei compartimenti siciliani dovranno subito quantificare i danni e predisporre i primi ristori uscendo fuori dagli uffici e andando a fare ispezioni sul territorio. E uno dei territori maggiormente danneggiati è quello dove ci stiamo recando noi adesso in diretta con il nostro Edoardo Sergi, al lido Aquarius di Aci Castello, che adesso vediamo che cosa è rimasto. A te Edoardo, sei con i tuoi ospiti. Michele, buongiorno. Continua il nostro racconto di quello che è stato appunto la distruzione del ciclone Harry. Ci troviamo in una costa che è stata assolutamente distrutta, assolutamente falcidiata, che è quella della scogliera di Catania, ma insomma tutta la parte orientale della Sicilia. Noi parliamo appunto con i nostri ospiti che sono i balneari che hanno i lidi soprattutto alla scogliera, ma anche alla scogliera del Mise a Catania. Partiamo subito con l'avvocato Lia, che è la proprietaria del lido Aquarius dove ci troviamo in questo momento, lido che ovviamente è stato distrutto perché sappiamo anche i catanesi sono molto inclini a visitare i lidi anche nei periodi più freddi, quindi sono lidi che vengono, stabilimenti balneari che vengono lasciati montati tutto l'anno. Quali sono stati i danni all'Aquarius, ma in generale qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte in questo momento? Allora, innanzitutto devo ringraziare la redazione di Antenna Sicilia che è vicino con la sua solidarietà al nostro grosso problema che stiamo affrontando improvvisamente, perché noi dalla notte al giorno abbiamo perso tutte le nostre aziende. In realtà abbiamo bisogno proprio della vostra solidarietà e il vostro appoggio, perché lo Stato, la Regione, i comuni devono starci vicini, perché abbiamo bisogno di immediato ristoro e soprattutto di semplificazione di tutte le autorizzazioni che dobbiamo andare a dover chiedere per poter ricostruire, perché in questo momento è tutto distrutto, non c'è più niente, è rimasto solo la scogliera completamente erosa dal mare ed è in condizioni che non possiamo più appoggiare neanche le nostre strutture lignee, abbiamo perso tutto, abbiamo perso le cabine, perché io con la destagionalizzazione ho la possibilità di restare montata anche d'inverno per parte del lido. La parte del lido era smontato, quello vicino al mare, ma io sono molto alta, ho 15 metri dal mare, eppure l'onda è arrivata fino proprio al ristorante, anzi sono una delle più fortunate, perché io qua ho i miei colleghi accanto, la dottoressa Melina Fragalà, che ha perso completamente la sua struttura, ha perso il ristorante, ha perso tutto. Io sono fortunata che almeno il ristorante mi è rimasto, però il mio lido storico, il mio lido che si poggiava su dei fondamenti che aveva creato mio padre nel 1974 sono state completamente portate via dal mare.
Lo stato d'animo ovviamente, Michele, non è dei migliori. Ora passeremo anche agli Oni, ma chiederei al Mama Sì, che è aperto tutto l'anno con il ristorante, quali sono stati un po' i danni, se le istituzioni sono stati presenti con voi e insomma qual è adesso, cosa si dovrà fare, perché sappiamo che la ricostruzione non può avvenire così facilmente, ci sono dei tempi da dover e poter aspettare. Sì, infatti io a tal proposito vorrei sottolineare proprio la semplificazione, come aveva già anticipato la collega, delle procedure e l'immediata assegnazione dei ristori. Sono stata sabato in prefettura insieme al Presidente della Regione e il Presidente anche dell'Assemblea regionale, che sono stati da noi a fare visita, hanno visto personalmente lo stato dei luoghi e si sono resi conto che in meno di 24 ore un'attività di 60 anni, perché la posata esiste dal 1967, è stata rasa al suolo. Quindi è fondamentale semplificare, far arrivare subito i ristori, anche perché forse oggi non si ha la contezza o la percezione vera dei danni, ma consideriamo anche che siamo prossimi alla stagione balneare e se tutto non avviene a strettissimo giro, noi comunque abbiamo una stagione balneare compromessa. Rappresentiamo una parte dell'indotto economico di questa regione importante, perché il PIL della regione siciliana si basa anche e soprattutto sul turismo. Sappiamo e siamo stati rassicurati in tal senso che i fondi ci sono. Ora è necessario farli arrivare, anche perché qui non si tratta soltanto del danno economico che abbiamo subito noi, che è un danno che è stato stimato più o meno intorno al 1 milione di euro, ma si tratta anche di 20 famiglie, 20 dipendenti che avevamo agganciato a tempo indeterminato da comunque non abbandonare. L'importante sarà anche stare attenti e insomma avere cura di tutti questi stabilimenti balneari. Io passerei in una zona diversa prima di andare alla Risacca, perché Mama Sì e Lido Aquarius sono vicino, anche la Risacca con cui adesso parleremo, ma la Scogliera d'Armisi in che situazione è? Perché è il lido vicino al porto, un po' anche il lido più amato dai catanesi perché è proprio quello vicino alla città. Qual è la situazione? Abbiamo visto le immagini del porto e sono state importanti, la distruzione è importante. Voi in che situazione siete? La devastazione è arrivata naturalmente anche da noi, non ha praticamente risparmiato nessuno. Noi abbiamo in più la difficoltà che non riusciamo nemmeno a raggiungere il lido con dei mezzi per poter fare dei ripristini. Questi ripristini tra l'altro purtroppo adesso hanno bisogno di autorizzazioni che richiedono un tempo di rilascio troppo lungo. Parliamo voglio dare un articolo preciso che è il 45 bis, è un articolo che pretende che per fare entrare delle aziende terze purtroppo mi devo sottomettere a delle autorizzazioni che impiegano 2 mesi per arrivare. Noi questi tempi purtroppo non ce l'abbiamo, quindi lo snellimento burocratico che è stato richiesto, lo ribadisco, e per noi è più necessario che mai. Michele, forse stiamo vedendo anche le immagini, prima di darti la linea perché l'avvocato Alia ti sente, se vuoi fare le domande da studio, interpreterei la Risacca, uno dei lidi più grandi della Scogliera di Catania. Insomma, abbiamo visto che anche da voi la situazione è a dir poco incommentabile, perché si parla di una tragedia dal punto di vista probabilmente economico e anche emotivo. Non ci sono stati morti, però ecco, la situazione è grave. La situazione è molto grave per tutti noi, per la posata, l'Aquarius, noi. C'è una distruzione e se lo Stato non ci viene incontro, tolgono le burocrazie, le tempistiche, noi non apriremo quest'anno, sarà molto difficile perché lavoro ne abbiamo da fare tantissimo e abbiamo tutti i dipendenti pronti e fermi che rimangono fermi e rimangono a casa e questo non è corretto per tante famiglie. Anche perché la stagione sappiamo bene che molte volte apre non a giugno ma ad aprile, insomma i lidi qui vicino, ma sì, esatto. Esatto. I catanesi già sono abituati ad andare a mare. Insomma, noi facciamo un po' una panoramica anche con il nostro Angelo Pandolfo di quelli che sono i danni. Michele, se tu vuoi, l'avvocato Alia ti sente, ma insomma posso riferire le tue domande da studio. Sì, vediamo un po', sono impressionanti, se riusciamo a rendersene conto direttamente, siamo in diretta e certo fino lì possiamo spingerci, non oltre, ma sì, guarda, là c'è una voragine, Michele. Non c'è più niente lì, mamma mia, qualcosa di agghiacciante. Guardate anche sotto lì, vicino dalla parte della... Immagina che questo... Esatto.
Vai, descrivici. Questo lido è montato tutto l'anno con le cabine che sono ovviamente qua sotto la scogliera. Insomma, questo è un lido un po' più alto rispetto agli altri, il Mamasì è proprio sul mare, la Risacca è anche quello un po' più altino, ma insomma anche la parte sul mare con la baia dei Tuffi che è famosissima. Il lido Scogliera Armisi probabilmente riesce, ma ovviamente ha avuto dei danni immensi, ma il Mamasì, ecco, è proprio il lido più sul mare di tutti, lì, quello che ha avuto anche più danni, immagino. Sì. Esatto Michele, no? Stiamo vedendo in questo momento le immagini. Ecco, sì, sono veramente impressionanti, guardate. Cioè, quello lì era qualcosa che adesso non c'è più, è ridotto in quello stato e non è l'unica zona. Rientriamo un attimo in studio, io vorrei esprimere solidarietà naturalmente a tutti i tuoi ospiti, ma contemporaneamente anche garantire il fatto che noi come Antenna Sicilia, come Telecolor, così come abbiamo seguito sin dall'inizio l'allarme, poi i danni provocati da Harry, cioè, seguiremo passo dopo passo proprio l'operazione ristoro che è sollecitata così efficacemente dai nostri ospiti e ogni giorno faremo in modo che quello che loro hanno chiesto possa avvenire al più presto, perlomeno con i nostri interventi giornalistici. Grazie a voi e ancora solidarietà piena da parte nostra. Grazie per essere stati con noi e speriamo al più presto di potervi dare buone notizie per quanto riguarda perlomeno i primi ristori, che come ho già detto per ora siamo sui 70 milioni della Regione e oggi dovrebbero arrivare altri 70 milioni dallo Stato nel momento in cui il Presidente Schifani sarà nominato commissario nazionale per l'emergenza. Cambiamo argomento. Buongiorno Sicilia, adesso è il tempo dell'oroscopo. Marco, oggi è outside, siamo fuori, dove sei? Sono outdoor, sono a Licata e sono nella mia villa al mare. Sono venuto a controllare che papà e tutto quanto stesse bene, tutto qua. E come va? Va bene da quelle parti o no? Va bene, sì, vi faccio vedere un po' da noi, mare agitato ma assolutamente tutto a posto, per cui non abbiamo avuto particolari danni qua sulla costa che dà sul canale di Sicilia, è stata più la costa ionica a essere colpita, ecco tutto qua. Meno male, mi fa molto piacere. Senti, ma col mare agitato le stelle si vedono, no? Com'è? Assolutamente sì, anzi, ieri sera c'era una visione molto molto piacevole. Oggi vi parlo proprio di quanto Nettuno, il dio dei mari, può essere potente. Vabbè, l'abbiamo visto, noi che siamo l'isola di Scilla e Cariddi lo sappiamo bene. Nettuno arriva in Ariete, per cui c'è tutta una serie di rivolgimenti importanti, ma siccome, caro Michele, sai perfettamente che amo molto febbraio e la fine di gennaio perché iniziano gli Oscar e la settimana di Sanremo, vi volevo raccontare pure di come il Toro vince sullo Scorpione. Per Sinner del regista Gofler sono state anche create delle nuove nomination, quella ai casting, 16 nomination, record assoluto che prima apparteneva a La La Land, a Titanic e a Eva contro Eva, un precedente storico incredibile. Sicuramente vince perché è del segno del Toro il regista e batte anche lo Scorpione Leonardo DiCaprio con l'altro suo film. Ne vedremo delle belle, diciamo se indovina questa previsione. In tutto ciò, questa settimana inizia con un Nettuno nuovo e una Luna che compierà grandi travagli zodiacali mettendo in atto i pianeti in Acquario. Quindi Ariete benissimo, siete di nuovo capitani dello zodiaco. Il Toro riprende in salute, in forza e anche in positività. I Gemelli, per voi la giornata è assolutamente ideale per iniziare nuove cose finalmente, per non dimostrare più nulla a nessuno, avete vinto. Cancro, per voi la luna è molto altalenante, quindi occhi all'umore. Leone, avete già sentito questo Nettuno che muore della voglia di farvi eversivi. Vergine, gioite, Nettuno dopo 14 anni e fino al 2038 non sarà più in opposizione, quindi buona vita. Bilancia, per voi è ottimo perché Nettuno finalmente vi mette a tu per tu con tutto ciò che come in una marea deve defluire.
Scorpione, ottimo per voi, perdete dopo 14 anni l'appoggio di Nettuno, ma più liberi da pensieri e soprattutto meno appesantiti da tutta una serie di emozioni. Sagittario, per voi oggi inizia un periodo molto fortunato, Nettuno è uno dei vostri pianeti, si sposta in Ariete e crea un trigono, perfetto, ottimo inizio settimana. Capricorno, per voi invece è una giornata un po' particolare, proprio perché da ora in poi tutto deve cambiare. Ci riuscirete passo passo. Acquario, la fantasia finalmente torna vostra amica e voi vi riprendete grande creatività, come se già ne aveste poca. Sorprenderete sempre e anche di più. Pesci, per voi va tutto benissimo, dopo 14 anni il vostro pianeta Nettuno va dato tutto ciò che vi poteva dare, adesso vi lascia il cielo sgombro e potete vivere il tipo di vita che volete. E detto questo, auguro a tutti una splendida settimana. Ciao Michele, buongiorno Sicilia. Ciao Marco, grazie, buona settimana a te e buongiorno a tutti voi che magari vi mettete in contatto soltanto adesso, siamo in chiusura, vi auguriamo anche noi una magnifica settimana malgrado i guai che ci sono stati. Buongiorno Sicilia, appuntamento con altri colleghi a domani e il telegiornale di Antenna Sicilia alle 13:30. Grazie, buongiorno Sicilia.